Ore 11:30 ed è Longhella che inizia a fare paura. Questo affluente che finisce direttamente nel Brenta ha raggiunto livelli massimi, tanto da richiedere l'evacuazione dell'asilo qui dietro alle mie spalle. 47 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola d'infanzia Madre Teresa di Calcutta portati via con i pulmini della Protezione Civile a Palazzo Baggio. Le ultime ad uscire dalla scuola con decine di ombrellini in mano sono le maestre. Adesso vado a raggiungerli. È spaventata? Diciamo che è la prima volta che succede una cosa così, per cui le cose fatte un po' in fretta e in emergenza sono sicuramente... Senta, come le sono sembrati i bimbi invece, spaventati? Li abbiamo tranquillizzati. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Marostica. Come mancavano circa 35 centimetri all'uscire dall'argine, abbiamo fatto evacuare tutti i bambini a scopo anche precauzionale, nonostante adesso sembra stia un attimino rallentando la piovosità. In 30 anni, come dire, non era mai accaduto, quindi come dire, Marostica non è un territorio così a rischio. Da oggi credo dovremmo fare delle valutazioni diversamente, ma è andata bene. Un disastro ovunque, racconta il sindaco, alla confluenza del Longhelle con il Mar Colada è il punto più delicato. Qui a poche centinaia di metri l'acqua scende da San Benedetto e allaga un'intera via. Qua siamo sulla zona dove viene giù l'acqua dalla strada di San Benedetto. Come potete notare c'è la deviazione, eccola qua, e qui c'è il tratto. Via Canale è chiusa al traffico. L'acqua defluisce ma è un fiume. In sofferenza tutte le direttrici che collegano Marostica a Vicenza, situazione critica anche a San Vito. Alla sede della Protezione Civile di via Vaccari si è lavorato incessantemente tutto il giorno. Sempre sul posto con la sua polizia locale il primo cittadino che non esita a togliersi in questa giornata difficile qualche sassolino dalle scarpe. Per fortuna sono 5 anni che puliamo tutti quanti i canali e francamente mi viene ancora più nervoso se penso alle 4 denunce che ho per aver tagliato le piante.